10 secondi al via della quinta corsa dall'Arcoveggio, una prova per cavalli anziani di categoria B e C con 6 concorrenti al via e favori per Zap di Girifalco, Federico Esposito, che vanno in cerca del doppio in giornata. 1 Quincy Frontline, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 2 Assia Luis, Carmine Piscoglio, 3 Attrazione Antonio Di Nardo, 4 Vertudes Manuele Matteini, 5 Velina Valda Roberto Vecchione, 6 Zap di Girifalco e Federico Esposito. Autostart che ha raccolto i 6 partecipanti, si preannuncia una partenza molto vigorosa. Si parte con tutti a lottare. Dall'esterno Evelina Vald, la più veloce, che cerca di scavalcare Vertudes ma non riesce, al suo interno Attrazione che non riesce a scavalcare Assia Luis, e allora si imbocca la prima curva con Assia Luis che lascia sfilare Attrazione, che va a condurre dopo i primi 200 metri, spesa di 14,5 per l'allievo di Antonio Di Nardo, che conduce nei confronti di Assia Luis. In terza posizione Quincy Frontline, poi Vertudes che retrocede quarta alla corda, Velina Valda che è ultima, e all'esterno c'è Zap di Girifalco, 29,5 per il primo quarto da parte di Attrazione, che guida nei confronti di Assia Luis e di Quincy Frontline. Zap di Girifalco che inizia la sua risalita esterna dopo 600 metri passati in 46,2. Zap di Girifalco figura al salchi di Assia Luis. Al passaggio davanti alle tribune, Attrazione guida il pelotoncino compatto, Velina Valda va a fare la seconda pariglia in schiena a Zap di Girifalco, quando gli 800 vengono passati in 1:1,3, ritmo lento quello imposto da Antonio Di Nardo e Attrazione, che sono in vantaggio. Mentre si va verso il chilometro, Zap di Girifalco proteso al largo, il chilometro in 1:16,3 con una frazione in 15. Cerca di allungare Attrazione, Zap di Girifalco sempre all'esterno, al salchi della leader, chiusa la corda è Assia Luis che precede Quincy Frontline. In pariglia c'è Velina Vald, 14,3 di là, e Attrazione sta tenendo a distanza di sicurezza Zap di Girifalco, il quale continua a impegnarsi all'esterno. Assia Luis sempre bene lungo la corda, 250 dalla conclusione. Attrazione in vantaggio, fa 14,5 la piegata conclusiva, ha detto basta Zap di Girifalco, prova a spostare Assia Luis, va di dentro Quincy Frontline, in vantaggio Attrazione, attacca Assia Luis, Attrazione che però ha ancora una di margine, nonostante nel finale Assia si avvicini. Attrazione vince ancora nei confronti della stessa Assia Luis. Al terzo Quincy Frontline, 28,8 la chiusa, 1:14,3 il ragguaglio cronometrico, la gestione perfetta dei parziali e il quick double per Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, questa volta per i colori della signora Filomena Brigante. Il successo in percorso di testa di Attrazione e Antonio Di Nardo, che vincono nei confronti di Assia Luis, che conferma l'ottima forma. Al terzo Quincy Frontline, 3-2-1 l'ordine d'arrivo della quinta. Ha ragione di DJ Spritz. 1:18